casting per i Mister Topolini del 2010. Questo è il primo anno e davvero sono venuti in tantissimi, soprattutto a quest'ultimo casting, anche se c'è il sole, sono tutti qui al terzo piano del centro commerciale Torri d'Europa. Io vi presento il prossimo Mister altissimo, come ti chiami? Hermes. Il cognome? Jurisevic. E il numero? 45. Ok, quanti anni hai? 16. Quindi giovanissimo però altissimo, quanto sei alto? 1,87 m. Ecco, io ho anche un po' di tacco, però come vedete sono molto più piccola. Senti, cosa fai nella vita? Frequentavo il Nordio. E adesso? E adesso cambierò scuola e andrò all'Enite. Ok, momento di passaggio. Cosa vuoi fare da grande? O l'architetto o il fumettista. Ti piace disegnare quindi? Sì. E al Nordio chiaramente il liceo artistico ti hanno insegnato bene. Che tipo di fumetti ti piacciono? I manga. Fumetti giapponesi. Senti, un sogno nel cassetto, un viaggio magari? In Giappone, un viaggio in Giappone. Ti piace proprio la cultura giapponese? Ma lo parli? No. Senti, come sei arrivata a Mister Topolini? Grazie a mia sorella. Ti ha portato lei, ma lei si è iscritta? Lei no. Però tu sì. Sì. È più piccola o più grande? È più grande, ha 22 anni. Senti, raccontaci qualcosa anche del tuo carattere, un tuo pregio e poi ti chiedo anche un tuo piccolo difetto. Sono un po' pazzo e simpatico comunque. Mi piace divertirmi. Il mio difetto forse è quello di affezionarmi troppo alle persone. E poi ci resti male, magari ti deludono. Senti, la tua giornata tipo come si svolge adesso che è estate, che non c'è la scuola? Andare al mare e andare alle feste. Andare al mare, andare alle feste. Va bene, vuoi fare un saluto a qualcuno? Sì, alla mia ragazza Francesca. La salutiamo, ciao!